Parrucchiere, estetiste, barbieri chiusi, negozi al dettaglio chiusi, bar chiusi, ristoranti chiusi, alberghi chiusi, spiagge chiuse. Premier Conte, non è questo che avevamo chiesto. Noi regioni avevamo chiesto di superare i codici Ateco e di dare la possibilità di aprire a tutti quelli che riescono a garantire sicurezza per i lavoratori. Punto. Dobbiamo superare questa roba dei codici Ateco. Non possiamo mettere in ginocchio un'economia. Non possiamo mettere sul lastrico intere attività. Non possiamo far chiudere imprese perché perdiamo esperienza, perdiamo professionisti, perdiamo lavoratori. E se chiude il Veneto, chiude l'Italia. Premier Conte. Se chiude il Veneto, chiude l'Italia. E lo dico non solo a tutela dei miei imprenditori e dei lavoratori del Veneto, ma lo dico a tutela di un sistema economico-finanziario, quello del nostro paese, che è fragilissimo. Le tasse le pagano i lavoratori, gli imprenditori, che sono aperti però, perché da chiusi non le paga nessuno e senza tasse non si fanno le terapie intensive.